Buongiorno, io sono Vez e bentornati in questo nuovo video di Economia Pop. Oggi parliamo di videogiochi e non può non venirci in mente la Nintendo. Questa azienda è leader nel settore dei videogiochi e andando a vedere le voci di bilancio si vede benissimo quanto facciano pubblicità ai propri prodotti. Nell'immaginario comune i videogiochi appartengono ad un periodo che va dagli anni 80 in poi, ma hanno un'origine precedente. È controverso quale sia il primo vero videogioco della storia, ma è opinione comune che sia Bertie the Brain, della fine degli anni 50. Quel che è certo è che la nascita di questo campo risale a metà del secolo scorso. Questo significa che il settore vanta tanti anni di vita, molti più di quanto uno si immagini. Ed è proprio in questo mondo che si inserisce la Nintendo, che ha anch'essa una storia molto antica. L'azienda fu fondata in Giappone nel 1889 e il suo nome significa letteralmente lasciare la sorte al cielo. E beh, a giudicare dalle scelte prese e dal successo che hanno avuto, il cielo è stato molto clemente. Dalla sua fondazione e per tantissimi anni la società ha venduto carte da gioco. Solo a partire dagli anni 70 si sono addentrati nel mondo dei videogiochi. La prima console lanciata sul mercato da Nintendo era la Color TV Game, che aveva un prezzo oscillante tra i 100 e i 500 dollari. Interessante il fatto che in Europa arrivò solo nel 1986, ben 9 anni dopo il lancio in Giappone. E questo ci fa capire bene come il concetto di globalizzazione si stesse ancora formando all'epoca. La Color TV Game ebbe un particolare successo, soprattutto perché veniva venduta, come tutte le altre console, anche nelle sale giochi. Durante gli anni 80 e 90 la Nintendo ha lanciato sul mercato molte altre console. La più famosa però, per tutti i nostalgici, è la Nintendo 64. Prodotta nel 1996, pensate ha venduto quasi 33 milioni di copie. Da lì in poi le console lanciate da Nintendo furono sempre un successo, conosciamo benissimo il Game Boy, il DS, 3DS, Wii, Switch, ce ne sono veramente tantissime. Arriviamo al dunque però, quali sono i numeri economici? So che state aspettando solo quelli. Il motivo per cui faccio questo video è perché la vendita delle Nintendo Switch è veramente decollata, più del 30% di aumento solo in Europa, sono state vendute più di 10 milioni di console. A questo punto però qual è la console realmente più venduta della Nintendo? Con mio grande stupore al terzo posto, con 101 milioni e 630 mila copie vendute, c'è la Nintendo Wii. Al secondo posto abbiamo il Game Boy con 118 milioni e 690 mila copie vendute. Bellissimo il Game Boy. Al primo posto abbiamo il Nintendo DS con 154 milioni di vendite. Sbalorditivo. La cosa scioccante però non è solo la vendita delle console, è quello che viene dopo. Cosa te ne fai di una console se non hai poi i giochi? La console e i videogiochi per quella console sono beni complementari. In economia si parla di beni complementari quando l'uno senza l'altro non funziona. Un esempio è la macchina e il carburante. Non te ne fai niente della macchina se non hai il carburante, non te ne fai niente del carburante se non hai la macchina. Quindi sapendo che sono state vendute così tante console, andiamo a ragionare su quanti giochi sono stati venduti. Se hai acquistato una console, quasi sicuramente 10-20 giochi li avrai comprati. Stiamo bassi con le stime, mettiamo 10 giochi per ogni videogiocatore. Moltiplicate 10 per il numero di console vendute e abbiate i brividi. Così risulta che oltre ai soldi guadagnati con le console, hanno guadagnato anche su miliardi di videogiochi venduti. Miliardi. Non dico appositamente quanti miliardi perché questo è argomento per un video a parte. Se vi piace ditemelo nei commenti che lo realizzerò. In conclusione torniamo alla Nintendo. Questi sono numeri esorbitanti, però non sappiamo se stia andando bene la società. Come abbiamo detto nel video che vi lascio qui in alto a destra, per sapere quanto sta andando bene una società bisogna sapere fatturato e utile. Nel 2018 il fatturato di Nintendo era di quasi 9 miliardi di euro, mentre l'utile era di 1 miliardo e mezzo. Essendo la Nintendo una società giapponese, questi numeri derivano dal cambio euro-yen. Può sensibilmente cambiare nel tempo, quindi non mi venite nei commenti a scrivere che i numeri sono sbagliati. Anche piccole oscillazioni del tasso di cambio, dato che si parla di miliardi, potrebbero variare di tanto i numeri. Bene, anche per questo video è tutto. Io, se vi è piaciuto, vi invito a lasciare like, commentare, condividere, iscrivervi e attivare la campanellina, ma soprattutto, come sempre, tra poco appariranno dei riquadri con altri video bellissimi, quindi andate a guardarli.